Buonasera, ciao a tutti, ciao amici di GQ Italia, spero che stiate bene. Abbiamo voluto creare una piccola diretta serale e la nostra ospite sarà Chiara Scelsi, modella italiana, molto 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 simpatica. Spero che tutti voi abbiate avuto una bella giornata perché la mia è stata molto intensa, molto, molto particolare, sono molto contento. Oh, c'è Alessandra Ero, ciao, grazie, numero uno, addirittura Nick Piras, bella lì. La mia è stata molto intensa, mi sono divertito tantissimo in una diretta con Chiara Galiazzo, adesso aggiungo Chiara. E spero che qualcuno di voi l'abbia seguita, c'erano un sacco di follower di GQ, Chiara ha cantato per noi. Ciao, ciao! Momento bellezza, ragazzi! Come stai? Io bene, tu? Bene. Ah, ti vedo che stai bene. Qui Dove con gli animali, gatti, cani. sei accampata in bagno? Sì, qua con i miei gattini. Ah, allora, diciamolo subito. Intanto, ciao Chiara Scelsi, come va? Tutto bene? Bene, tu? Ah, benissimo, sono contentissima che hai accettato l'invito di GQ. Chiara Scelsi, per quelle due persone che non la conoscono, è probabilmente in questo momento la più importante modella italiana. Siamo onoratissimi di averla qua, ringraziamo tutto il suo team, la Grazie. Valentina, che ci ha dato l'opportunità di fare questo collegamento in diretta. Allora, ma io sono un fan personale di Chiara Scelsi, come tantissimi uomini, ma insomma io sbircio molto volentieri nelle sue stories e, e so che vive con una banda di animali. Sì, sì, ma praticamente la gatta mi ha fatto 5 cuccioli qua in quarantena, quindi non ci siamo stancati mai. Cioè, Ma proprio. come si chiama la gatta? L'ha chiamata Gotti, Lady Gotti. Ma tu Ma Pitti e lei Gotti? Eh? Tu Pitti e lei Gotti? Lei Gotti, sì. E scusami, è partorito mentre eravate in casa? Eh sì, ho partorito il 23 marzo, così dal nulla, è stata proprio una cosa bellissima perché poi vedi proprio che la gatta fa tutto da sola, è proprio un'emozione unica, cioè. Ma è riuscita a partorire senza nessun problema? Cioè venivano fuori i gattini così, pum, pum. Questo è il bello della natura, degli animali, che fanno tutto da soli e non hanno bisogno di niente. Stupendo. Adesso è lì nella vasca da bagno che allatta? Eh sì, no, stavo dormendo. Ma gli hai già dato il nome? Quanti ne sono venuti di gattini? Guardali che belli! Oh, piccolini! Ma la gatta è bianca e i gattini sono tutti neri. Sì. Miau! Sono marroncini, più o meno. Marroncini, marroncini, che belli! Invece Gotti è tutta bianca, con le orecchie maculate. Sì, le ho adottate, cioè io ho 3 gatte. Tre! Tre, sì, 2 nere e una bianca. Le ho adottate, sono venute su dalla Puglia con una staffetta e niente, però cioè, non hanno una razza particolare. Ma gli hai dato... Allora, Gotti e le altre due come si chiamano? Ara e l'altra l'hanno chiamata Naomi, ma cioè, non è che gli diamo tanti nomi. Non gli diamo, non gli diamo dei nomi particolari, però alla fine cioè, non sono come i cani che devono rispondere o cioè che ti devono. Non so come dire. Ma della tribù casalinga fa parte anche... Cos'è? Un piccolo levriere italiano? È un whippet e Whippet. adesso è giù, qua è un po' il mio posto più al sicuro perché sai, lui, il mio ragazzo fa musica, fa le sue cose, chiamate qui. Ti Sto sei il rifugiato. suo nucleo, Come si chiama il levriero? falco. Beh, vabbè, ragazzi, l'arca di Noè di Chiara Scelsi. Sì. Mi piace moltissimo. Come stai passando le tue giornate, Chiara? Bene, nel senso,
mi rilasso tanto perché ho lavorato un sacco in questi anni, quindi sfrutto questo tempo anche per, nel senso, ne approfitto, capito? Tutto il tempo che non ho mai potuto riposare lo sto vivendo ora. Quindi bene. Quindi bene, sì, bene, sono contenta, sono serena. Poi qua ho anche il mio giardinetto, quindi posso prendere il sole. Allora, come avete capito dall'accento, Chiara Scelsi è una lombarda doc. Il giardinetto ti ha tradito, Chiara, te lo Io dico. sono di Sesto, sono nata a Sesto, tra Ma l'altro. Sesto o Desio? Perché a un certo punto Io sono sono a nata a Sesto San Giovanni e poi mi sono Grado trasferita. d'Italia. A Sesto San Giovanni e poi ti sei E poi trasferita. mi sono trasferita a Desio. Che sei nella zona rossa, ma rossa in tutti i sensi. Se della zona, sei nella provincia più contaminata Sì, d'Italia, è proprio... al centro. È fantastico. Ma domani è 25 aprile, Chiara. Tu avrai dei ricordi bellissimi. Il 25 aprile a Sesto è come Natale, no? Ma non so perché. No, vabbè, perché sai, le amministrazioni rosse, la città una volta era una grande... Beh, io non conosco, mi Eh, dispiace, perdona la mia ignoranza, ma ma proprio... figurati. No, vabbè, Ma insomma. perlomeno dici tu, raccontamelo No, tu. no, perché io sono molto più vecchio di te, tu sei giovane, sei una ragazzina. Quanti anni hai? 27? 23. 23? Vabbè, basta. Mi butto dalla finestra. Sì, cioè, infatti mi hai trovato un po' impreparato. Vabbè, 23 anni, niente, vabbè, niente. Una volta Sesto era piena di grandissime fabbriche, come immagino tu ben sai, adesso sono tutte vuote, alcune sono state messe Ah, a sì, sì, posto, sì. altre meno, ed era un luogo simbolo della sinistra italiana. Ok. Ricordo che a destra Ah, non buono a c'era sapersi. bandiera Mi hai rossa. insegnato una cosa, vedi? Vabbè. E... C'è di peggio, c'è di peggio. Senti, parliamo invece di te, parliamo del tuo lavoro. Ti manca, tanto riposi, ripensi, ti manca, non ti manca? Oddio, cioè, lavoro è lavoro, io sono Mm, contenta di averlo e ogni giorno ringrazio, cioè, di avere questo lavoro. Ovviamente approfitto per avere riposo perché è un lavoro molto duro, mhm, però sì, mi manca viaggiare, quello mi manca tantissimo, mi manca, cioè, cose che davo per scontate prima, tipo andare all'aeroporto quando volevo, prendere il taxi, fare sono cose che erano la mia quotidianità, però comunque sono un essere umano, mi adatto, quindi nel senso, cioè, brava, hai mi ragione. adatto a tutto. Gli esseri umani si adattano. Senti, specifica lavoro duro perché quando Sì, la modella dice lavoro duro non ci crede nessuno. nessuno. Nel senso, io per lavoro duro dico che tante persone magari al momento dicono, ma anche perché dici che non ti piace? Perché... Quando magari devi non vedere la famiglia per tanto tempo, o non puoi uscire il sabato sera con gli amici, o magari hai pianificato un viaggio, non hai modo di pianificare i tuoi programmi, le tue cose. Questo è per me, Sì. come persona, è un grande sacrificio, è anche un grande peso, però ovviamente il lavoro mi dà da mangiare e non dico niente. Ma Però ci sono tanti sacrifici anche nel nostro lavoro, come mantenere magari sempre la forma perfetta, essere sempre perfette, anche se io, come sa Piero e Cristina, sono un po' a modo mio, però anche noi abbiamo le nostre... allora, salutiamo la Cri, che è la tua agenzia, Cri, salutiamo ciao Piero Cri, Piazzi, grande amico di Piero, ciao YouTube, Piero. abbiamo fatto una bellissima diretta. Ho visto. Ci siamo divertiti, poi Piero si è scatenato, poi sai che quando Piero gli parte, Quando Piero, ciao, sì, basta. peccato che la mia diretta con Piero, cioè, non andava la connessione, ho parlato da sola, ma ha giocato il tempo, però tutto a A posto. Piero Piazzi è super simpatico, gli vogliamo molto bene, poi è un bel businessman, voglio dire.
No, però, ok, è vero, tu dici la forma fisica, è difficile, tu devi mantenere il peso, mangi la carotina. No, mangio la carotina, no, perché non sono quel tipo. Io mangio tutto, però faccio attività fisica. Adesso anche in quarantena faccio con la mia allenatrice un'oretta al giorno e via. Poi qua sono fortunata che nel mio complesso qui abbiamo delle zone comuni dove si può fare palestra con i propri attrezzi, quindi Bellissimo. proprio sono fortunata. Ti stai scatenando come una matta. Eh sì, Col fidanzato mangio e mi alleno tanto. mangi Mangio e tanto e mi consumi. alleno tanto. Mangi e consumi. Anch'io poi scendo nel mio giardinetto condominiale a giocare a pallone. Beh, beh, Quando almeno posso. qualcosa, c'è chi purtroppo non può, quindi Ragazzi, è già siamo qualcosa molto veramente. fortunati. Non lamentiamoci, in questo periodo abbiamo Zero imparato a proprio. lamentarsi zero, zero. No, qua siamo a elogiare la vita, dopo questa quarantena bisogna valorizzarla di più sicuramente. Senti, beh, dire a una ragazza di 23 anni come hai iniziato, quasi mi vergogno, però sono curioso, dai. Ma nel senso, io ho sempre, cioè nel senso, la modella non è stato il mio obiettivo nella vita, è una cosa che ho cavalcato perché può portarmi a tantissime altre cose. Non ho titoli di studio, ho fatto la terza superiore, non è che ha capito, ho iniziato per motivi economici perché volevo aiutare la mia famiglia e poi ho incontrato Cristina che dopo anni che non trovavo le persone giuste, ho incontrato lei che è testarda come me, e Piero lo sa e te l'avrà raccontato. Cristina Capatosta. la testarda e anche a me mi ha spinto perché poi io comunque non è che ero così. Sì, io sono una persona determinata, però fino in fondo, fin quando non vedi i risultati non ci credi. Mm. Quindi mi ha spronato tantissimo e ora siamo qua a parlare, capito? Cioè, comunque è stato un inizio un po' particolare, poi Ma come tutti i giovani, anche tu avrai le tue timidezze, no? io Io ogni ho volta un che parlo con i sacco. ragazzi trovo sempre che siano molto timidi. Io? Ma No, io nel senso. io. No, nel senso, poi io sono un po' in imbarazzo perché poi queste dirette così io non so mai cosa. Però, non so, io sono una ragazza molto, cioè, prendo sempre, cerco sempre di pretendere tanto da me stessa, quindi è quello che mi ha portato a fare tutto quello che ho fatto. Non essere, non chiudermi. Mhm, Anche l'ambiente in cui vivevo, la città piccola, Desio, piccolo comunque, mhm. mi ha proprio portato a rischiare. Rischiare vuol dire buttarsi e vedere cosa c'è e ti può andare male o ti può andare bene. E a me sta andando bene, ringrazio tutti i giorni per questa cosa qui. Quindi, Senti, è importantissimo la fisicità nel tuo lavoro, però ho capito che non ti, come dire, non ti fai condizionare troppo, cioè sei no, te stessa, la tua personalità, anche ieri Piero diceva la personalità in una modella conta tantissimo. sì. Eh, come riesci a trasmetterlo quando sfili, quando in qualche modo quando sei protagonista all'interno di una sfilata? Penso perché bisogna, quando le persone ti danno qualcosa da indossare o qualcosa da interpretare, bisogna metterci la propria, non so come dire, bisogna interpretare come ce lo sentiamo noi, nel senso io lavoro come se stessi recitando, paradossalmente, cioè sfilo e interpreto quella persona che devo essere quel giorno lì. Quando sfilo per Dolce Gabbana sono la siciliana, quando magari devo fare qualcosa un po' diverso dalla brasiliana, faccio la brasiliana, nel senso recito, interpreto vari personaggi ed è la cosa che mi diverte di più, perché Mhm. posso essere più cose, ma rimango sempre io. Non so come spiegarlo. No, 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 beh, è giusto, c'è una componente Ed di è l'unico artista. modo per divertirsi anche in questo lavoro, perché se poi non ci trovi se no è tutto flat, capito?
certo, sicuramente. No, mi interessava anche capire l'esordio con, cioè il rapporto per esempio che hai costruito con i Dolce Gabbana, che è un rapporto di grande amore, no? Tantissimo, sì, devo ringraziare tanto Ludovica che lavora per Dolce Gabbana, che quando mi ha vista mi ha sempre, e tuttora mi spinge sempre, ci vogliamo un sacco di bene. E poi anche con Stefano un grande rapporto, proprio ci vogliamo bene. Lui mi ha sempre sostenuto, mi ha sempre anche a volte quando magari io mi sento, perché anch'io ho le mie debolezze, magari mi sento poco sicura, lui mi ha sempre dato la forza, mi ha sempre fatto capire quali sono i miei punti di forza e abbiamo un grande legame, parliamo anche di cose personali, cioè è proprio un fratello. Ah, che E bello. anche con Domenico c'è tanto rispetto, io lo vedo proprio come un maestro, ogni volta che lo guardo fare le sue creazioni mi sembra una bambina, è proprio bello stare a contatto, ho la fortuna di stare a contatto con due persone così, così speciali. Stefano Gabbani e Domenico Dolce sono veramente due designer italiani molto molto speciali. Noi siamo molto contenti perché nel prossimo GQ hanno realizzato qualcosa di molto particolare per noi e ne siamo Ah, particolarmente orgogliosi. Sì, sono cazzo. felice, sono molto felice perché io proprio io sostengo tanto, poi anche in questo momento qua in cui dobbiamo sostenerci in quanto nazione, Mhm, e Dolce Gabbana lo fa sempre, da sempre, mhm. mi fa piacere che... Sì, una bandiera del Made in Italy, devo dire. Esatto, una Senti, bandiera... ma com'è sfilare per loro? Cioè, quando sei in quella passerella all'interno del teatro, che sensazioni hai con tutti gli occhi addosso, la musica, Ma, i ma, vestiti? ma io mi sento super figa, nel senso, esco fuori e buco la passerella, nel senso, cioè proprio è un momento di energia pura, cioè neanche te ne accorgi delle persone che ci sono intorno, perché è proprio un momento di adrenalina pura e io poi essendo bassa, Ah, cosa sono sta storia? bassa, non Basta! dovrei sfilare, però sfilo lo stesso e quindi quei momenti in cui mi fanno sfilare me lo godo proprio a 360 gradi. Ah, ma per via del metro e 69? Ma cosa Sì, c'ha sto metro e per quella 69 sto cosina lì. qua? Ma sì, ma niente, ci arrivo con la simpatia io. Cioè, 5 centimetri di simpatia. Poi ci arrivo con i capelli, Ah, vedi? io neanche con quelli, pensa un po'. Senti, no, ma perché? Ma è veramente così determinante essere oltre il 1,70 m? Cosa? È davvero così importante essere oltre il 1,70 m? Boh, dipende che persona sei, quello è il problema. Perché se hai dei valori, degli obiettivi e credi tanto in te stessa e sai che puoi dare qualcosa, io penso che non, cioè, non ci sia... Io l'ho detto anche a Piero l'altra volta, io non penso ci sia un essere umano che non sappia fare niente. Mm. Però ci sono delle persone che devono prendere consapevolezza e ascoltarsi e saper rischiare e buttarsi. E Beh, io ho pensato di aver qualcosa e ho pensato di poter fare. Poi, nel senso, io sono una persona che se questo finisce, io so rielaborare e non so come dire, ricrearmi in un'altra cosa. Quindi per me niente, cioè se qualcosa va via domani sta a posto, cioè ho dato il massimo in questo, do il massimo in un'altra roba. oh, Così è. bella questa cosa. Senti, c'è una cosa che mi ha fatto sempre ridere nel mondo della moda, ma sbaglio io, eh? Una cosa, a Una... metà, cioè, No, una. a me fa impazzire quando dicono è la musa di Karl Lagerfeld, è la musa... Ma cosa vuol dire la musa? Perché una volta No, ma aveva un secondo significato, me oggi tante boh. volte la musa, io penso di non essere
cioè, sono felice se qualcuno prende ispirazione da me, ma non penso di essere la musa di Karl Lagerfeld, penso di essere stata, penso io sono stata, cioè la storia è andata che lui mi ha visto per Composite, dopo tutte le persone che mi dicevano no, a te non può fare niente, non puoi fare niente, non fa niente, dopo un giorno, un'ora che sono stata lì dentro, mi ha mandato il Composite e mi ha confermato e io lì per la sfilata, tra l'altro tutti mi dicevano non potrai mai sfilare, non potrai mai sfilare, è stato l'unico a dire lasciamola lì così com'è, non stiriamola, non facciamo, è bellissima così e via. Ma non è, cioè nel senso, poi musa non lo so, però comunque ha visto qualcosa in me e poi è noto e risaputo che lui sia un grande Beh, scrittore di... era veramente un personaggio Sì. incredibile. A me è capitato soltanto una volta di passare un paio d'ore in sua compagnia per un'intervista nel suo studio a Parigi, Io nel studio a Parigi l'ho ma conosciuto durante un incredibile. fitting E poi era un uomo simpaticissimo che super magari, sai, lungo. pensa, cavolo, vado da Karl Lagerfeld, ti siedi davanti a questo importantissimo personaggio del mondo della moda, se dico una fesseria mi caccia. Invece, cioè, Sì, sì, cioè una persona, sì, io per quel poco che l'ho visto, io non è che ci ho parlato troppo, però non sapevo neanche parlare l'inglese, quindi nel senso, cioè, ho avvertito a energie che era una persona veramente molto empatica e soprattutto speciale. Cosa senti c'è? come mi augurano qua i ragazzi. Ah, è lei. Ehi, ciao, Bella, bella, ciao. ciao. Brava, cucciola, hai fatto una cosa bellissima. Hai sfornato gattini, tutti sfornano focacce, pizza a casa, noi sforniamo gatti. Vabbè, ci vogliono anche amicetti nuovi, ci vogliono anche Sì, amicetti nuovi, danno il senso della vita. sì, sì, assolutamente. Io poi quando l'ho visto partorire, ho visto un cucciolo che si spaccava il sacchettino, che usciva, così ho detto no, vabbè, quanto è bella la vita. Eh? Brava cucciola. Ma poi è in forma la ragazza, Oh, eh? malgrado allatti tutto il giorno, è bella in forma. C'ha delle belle tette. Amore. Amore della mia vita. Io Cucciolo. l'adoro troppo. Vai qua. Senti Chiara, c'è una cosa, visto che ti vedo bella carica, bella tosta, c'è una cosa nel tuo lavoro, un sogno, una piccola ambizione, un traguardo al quale vorresti arrivare? Boh, i traguardi nella vita mia Mm. sono essere stabile, felice e serena. Mm. Però a livello lavorativo io vivo la giornata, cioè qualsiasi cosa io possa arrivare a fare mi dà la soddisfazione sicuramente. Quindi non lo so, non c'è qualcosa che io so. Io vivo proprio la giornata, non so cosa dire. Spero un giorno di fare un film. Questa è una Ah, cosa che mi piace. ti piacerebbe recitare Beh, sì, è quello che faccio nella moda, lo vorrei fare al cinema? al cinema. Beh, The Face ce l'hai, no? Ma sì che ce l'hai, ma sì che ce l'hai. Speriamo, si lavora anche per quello, si arriverà, se non arriverà me ne farò qualcos'altro. Ma io sono molto fiducioso, molto fiducioso. Sì. Spero anche che ti porteremo sicuramente fortuna. Senti, nelle stories vedo anche un sacco di tatuaggi, tatuaggini, tatuaggetti. L'altro giorno ho scoperto che anche dietro la tua massa boscosa lì, eccoli là. Sì, vedo. Sì, ma ne ho un Uh, sacco. ma che Ne ho cosa un sono? sacco. Ma come hai scelto? Sono piena, non so neanche più dove ce li ho. Che cosa? Io ne stavo parlando ieri dei tatuaggi, è proprio una roba, sono i miei accessori, cioè io non posso indossare accessori perché gli orecchini li perdo, mi si pigliano sui capelli, le collane, ok, gli anelli, però io senza tatuaggi non mi sento me stessa, proprio è una cosa, è una mia armatura. Quanti ne hai? Non li so, forse 30 forse. 30.
Non lo so, devo contarli. Ma tutti cosini? Tutti piccini. Belli. Ma dove li fai? A Milano? Me li fa la mia tatuatrice, Nadia. Nadia. Lei, solo lei me li fa. Bello. E hanno un valore simbolico Hanno sì, tutti un valore, fatti in momenti particolari. Sì, dei piccoli ricordi? sì, Bello. che lascio sulla mia pelle. Però, non lo so, è proprio una roba che mi piace, come se mi formasse proprio una parte del mio fisico, se fosse, non lo so. Mi piace, fa parte del tuo stile anche. Sì. Bello. Senti, un'altra cosa che ho letto, mi sono un po' documentato e ho visto che sulla diversity, cioè quindi sulla diversità, ti sei particolarmente impegnata e impuntata. Adesso la moda non è più soltanto fashion system, glamour, eccetera, ma è anche una questione di valori. Sì. Tu pensi che una modella possa, diciamo, diventare anche una portabandiera di queste cose? Penso siamo noi che dobbiamo esserlo, cioè, se non lo siamo noi, chi lo, cioè, cioè, noi abbiamo più voce sicuramente di quelle persone che non vengono ascoltate e vengono anche, non so come dire, bullizzate. Io poi ho la mia grande maestra, la Lea, che Lea mi chi? insegna veramente tante cose a livello spirituale e umano. E io, per esempio, conosco una bellissima ragazza che si chiama Roberta, è una transgender, e ho fatto una mini collaborazione che si chiama Marley Alba Chiara, che facciamo delle cose tipo borse con tutti i pezzi di scarto, questa camicia pure fatta dalla mia designer e tutto. E lei è la donna della mia campagna. Perché? Perché per me cioè, dobbiamo integrarci tutti, soprattutto tra noi donne. Deve esserci, non so, deve esserci più sensibilità nei confronti della diversità, non so come dire. No, no, È importante anche che queste persone si sentano libere di vivere la loro vita, cioè, mi sembra assurdo anche parlarne. Per me è però vi scontato. confrontate sull'idea di femminilità differente? Eh? Vi confrontate sull'idea di una femminilità diversa? In che senso? No, non lo so, loro probabilmente, non so, un transgender che vuole diventare donna, non ti incuriosisce capire perché? Beh, certo, ma ci siamo confrontate. Per esempio, ho conosciuto Greta, questa ragazzina di 13 anni che è transgender, e è proprio un fattore di anima, secondo me. Cioè, non ci puoi fare niente e devi essere circondata da persone che ti portano ad accettarti, o devi avere la forza tu di accettarti a prescindere, anche se l'ambiente intorno a te cioè, quante ragazze vengono da situazioni in cui i genitori non li accettano, oppure a scuola le bullizzano, cioè tutto sta a questo. Purtroppo devi accettare il tuo corpo, non sei in un corpo sbagliato, devi solo essere in grado e essere circondato da persone che ti, non so, poi questo io non lo so. Spero che, cioè, nel senso, io per quello con cui cioè, per quello che ho parlato con queste ragazze qui, io non posso neanche parlare per loro perché sono persone che, cioè, io non potrei mai poter vivere il loro dolore o parlare del loro dolore o delle loro battaglie, perché è una roba che noi non potremo mai Capire fino in fondo. capire fino in fondo. Quindi non so. Senti, ma tu che rapporto hai avuto con i tuoi genitori? Tua mamma è brasiliana, giusto? Mia mamma sì, è brasiliana e mio papà è di origini
sì, calabresi, da Basilicata, siamo un po' cresciuti tra Basile e Calabria. È un rapporto bello, sì, è una famiglia normale, siamo tutti un po' pazzi, però vabbè, come tutti un po'. Sì? Ma sono stati permissivi con te o... Ma io sono sempre stata un po' anarchica, nel senso, per me le regole non funzionano, quindi poi mio padre è il mio migliore amico. Ah, E... beh, caspita. Sì, sì, mio padre è il mio migliore amico, mia madre, vabbè, cioè proprio abbiamo un rapporto tipo, mia madre è tipo una sorella, abbiamo un grande rapporto, siamo molto vicini, abbiamo vissuto tanti, non so come dire, tante esperienze nella nostra vita che ci ha portato poi ad essere così, molto uniti e... Vabbè. Bello. Ma beh, sai, poter dire una cosa del genere del proprio padre non è una cosa così Vabbè, ma frequente, è una fortuna enorme. mio padre è proprio il mio migliore amico, cioè qualsiasi cosa c'è mio padre. Cioè dal ragazzo che mi lascia, dal ragazzo che non... Cioè, quando ho problemi magari con... Cioè, mio padre adora il mio ragazzo, sono quasi amici, cioè miei amici, cioè, scrive più a lui mio padre che a me, capito? Quindi io quando ho bisogno di qualcosa così, perché poi io sono cresciuta più con i maschi, quindi Mhm. per me il parere maschile è fondamentale. Ma con gli uomini che tipo di rapporto hai? Ti dà fastidio che magari ti ripetano sempre che sei bella, che sei sexy, che ti Ma vogliono... quelli, le persone intorno a me, cioè, purtroppo io sono così, cioè, sono sexy quando devo farlo. Poi in realtà io sono il ragazzino di strada. Io sono proprio, cioè, tutte le mie amicizie non mi vedono così. Mi vedono come il bro, il fratello, non so come spiegartelo. Sei una teppistella, Eh sì, anche un ognuno ha teppistello. le sue. Già ti vedo bene in un video di un rapper, chiaro. Vedi? Ma gli uomini qualche volta ti spaventano? Zero. A me non mi spaventa niente nessuno. Mm, bello. Beata. Perché se mi spaventa qualcosa, cioè, io già penso subito a come risolverla la cosa. Mm, Non penso alla paura in sé. bene. È proprio un atteggiamento alla vita sbagliato per me questo. Mhm. Non ho paura di fallire, non ho paura di, cioè, capito, non ho paura di uomini, non ho paura di donne, non ho paura di niente. Però mi piace Chiara Scelti, sto scoprendo un lato veramente cazzutissimo. Perché nella vita, cioè, se ti fai, se pensi alle paure, pensi quello, perdi di vista il focus, perdi di vista l'obiettivo. E se perdiamo di vista l'obiettivo, perdiamo di vista tutto. Cioè, questo a parere mio. Io sono fatta così. Cosa ha fatto il tuo ragazzo per conquistarti? Perché tu devi essere una abbastanza difficile. Boh, ci vuole pazienza, nel senso, io sono una ragazza che sono molto indipendente. O mi accetti per quello che sono, o io non cambio. Cioè, poi quando cambio, poi non sono io. Mhm. E diventa una relazione finta. E quindi, no, mi ha conquistato, nel senso, sono stata mezzo io a conquistarlo, tra l'altro. Ah, pure, Tra l'altro. tra l'altro. Oh, Oh, bello. oh. Oh. No, che ho capito, io e lui siamo come migliori amici, fratello e sorella. Aspetta, così non va bene. No, sì, perché abbiamo questo rapporto, io e lui ci completiamo, non avremmo neanche bisogno di amici. Ci divertiamo, ridiamo. Cioè, a volte dico, cioè, hai presente quelle volte che dici, cavolo, se fossimo stati con queste persone qui sarebbe stato più figo. Cioè, io in qualsiasi posto nel mondo con lui sono completa. Anzi, io sono completa comunque da sola, però con lui sto bene.
Guarda che capito? se vai di là lo trovi cresciuto di 10 centimetri. Cioè, gli è cresciuto l'ego, cioè, ciao proprio. Stasera proprio... Ma io glielo dico tutti i giorni, non è un problema. Ah sì? Sono una brava fidanzata, sì. Ah, brava. Non litigate mai? Sì, litighiamo, io poi sono bella pesante, però Sa come sto a prendere. posto. Eh? Sa come prendere. Sì, sì, bello paziente. Ok. Senti, ma non ti manca un po', non ti mancano un po' le valigie, i vestiti? No, quello no. Zero. No, le valigie proprio no, perché io poi sono una che, cioè, se devo partire devo portarmi tutto, perché così almeno non lo compro, o così almeno non sono senza, sono proprio la classica che ha tutto, Cioè, ti porti capito? anche il phon? No, io il phone non ce l'ho, l'unica cosa che non ho mai usato Come e non non c'è il ho... phon? Io Io non... non ho il phon, ma tu ce l'hai. E neanche io, vedi, abbiamo una cosa in comune, non abbiamo il phone perché non ci serve, perché per i capelli ricci io non uso il phone, li lascio asciugare a fresco. Ah, wow! Così vengono i ricci belli. Questo è un segreto che sto dando inedito. Grazie. Ti ringrazio per... Hai visto? Non so quanto lo potrò utilizzare. Senti, ti volevo dire... due persone deboli, eccoti qua. Mi senti? Ah, sto perdendo chi era Chelsea. Mi Eccole qua. senti? No, ti dicevo, stiamo parlando di valigioni. Ecco, Valigioni super. c'è dentro tutto, tipo Mary Poppins, non ti perdi niente, ma non ti mancano poi i vestiti. Io ho sentito delle mie amiche che sono sclerate perché non possono andare, cioè, fare shopping neanche sull'e-commerce, su Yoox, cioè amanti Ma io penso che proprio sia, cioè a me piace vestirmi e tutto, però se le cose me le regalano sono più contenta. quello tutti, dai. Cioè, andare a fare shopping, no, nel senso, mi piace vestirmi, però non è che mi manca proprio quella roba lì. Io non sono, cioè, l'unica cosa è che mi manca viaggiare, quei momenti tipo prendere l'aereo, atterrare in un posto nuovo, andare nell'hotel nuovo, capito? Tutte quelle cosine da lavoro, però proprio il vestito in sé, proprio no. Senti, come te le immagini le sfilate tra qualche mese, quando speriamo a settembre si potrà tornare in passerella? Boh, non lo so, spero... Non lo so, penso che... non so cosa dirti su questa cosa, perché le sfilate io non sfilo. No, scherzo. No, le sfilate, boh, spesso saranno più a numero chiuso. Tornerà più a essere quella roba... Piccola, Perché dici. alla fine il mondo della moda, se ci pensi, è proprio una porzione ridotta nel mondo. Sono poche persone che vanno a prendere quelle cose, perché poi alla fine tutte le altre persone non è che vanno a prendere il pezzo in passerella con tutti i nostri soldi o altro, non so come dirti. Certo. Tornerà a far parte di quella roba lì per un po' e... boh. Ma se ti dicono che devi scattare una campagna, non hai paura o timore, che ne so, il parrucchiere, il casino che c'è intorno, gli stylist, se frega. Parrucchiere, di solito mi faccio i capelli sempre da sola. Ah, vabbè. La storia dei capelli stasera mi fa pazzesco. No, ma non mi preoccupa, nel senso, anzi, mi farà piacere perché ci sarà più igiene, più pulizia e più controllo. Capito? Magari prima era più, non so come dire, non calcolato. Adesso ci saranno più procedure igieniche, a me mi fa star meglio perché poi, sai, il pennello lì su 8 modelle, cose, non lo lavi bene. Adesso invece ci sarà una procedura più controllata. Mi sembra giusto. Mi sembra giusto. Chiara, io ti ringrazio tantissimo per aver perso Grazie. con noi. Sei veramente molto simpatica. Abbiamo Grazie mille. Speriamo di vederci presto. Ma dai, guarda, veramente io sono anche molto contento. L'ultima volta che ti ho visto era la cena dei Businessmen di GQ. Con Piero, sì.
Ci Grazie, siamo divertiti tantissimo. tantissimo, grazie ancora per l'invito. Accarezza i gatti da parte mia e anche il cucciolone. Ok, Ciao. ciao, ciao a Ciao, tutti, grazie ciao. Chiara. Ciao, a presto. Allora, grazie ancora a Chiara Scelsi, è stata molto simpatica e anche un po' particolare come ragazza, non me la facevo così tosta perché poi spesso non si ha il tempo di parlare, di raccontare, di conoscersi un po' meglio durante gli eventi o durante i momenti di socialità, è sempre soltanto poche parole, invece devo dire che insomma, forza Chiara, fossero tutte così, avremmo una ipergenerazione di modelle con una grande personalità. Grazie per aver passato un po' di tempo con GQ. Noi ci vediamo domani, spero che sarete ancora con noi. A mezzogiorno c'è una bellissima, simpaticissima e veramente brillante ragazza in diretta con me, è Fiammetta Cicogna, mia grande amica da tanti anni. Abbiamo condiviso un sacco di esperienze, insomma abbiamo fatto tante cose insieme. Lei è veramente una ragazza speciale, quindi vi aspetto domani alle 12 su GQ Italia. Poi abbiamo un calendario di dirette veramente molto ricco, vario, e poi domani è 25 aprile, quindi festa della liberazione. Ale, ciao, buona serata e buon riposo.